Di fatto noi passiamo da 2 milioni presenze l'anno, 2018-2019, ai numeri del 2020 che probabilmente ci porteranno a poco più di 500.000 presenze, quindi un calo del 75%. E questo non è un numero che permette alle nostre aziende di rimanere tutte nelle condizioni attuali di poter garantire i servizi offerti. Il problema sta nei numeri ed è di sostenibilità finanziaria ed economica. A pagare il conto più alto soprattutto il settore alberghiero, come dimostra l'annuncio shock della chiusura dello storico Ca del Galletto, un brutto colpo per l'intera città, anche se l'amministrazione vuole guardare al bicchiere mezzo pieno. Era un hotel storico che aveva già delle difficoltà anche pre-Covid, quindi purtroppo il Covid gli ha dato l'ammazzata finale. C'è da dire però che nel periodo post-Covid noi abbiamo già inaugurato 10 nuove attività, alcune anche nel mondo dell'accoglienza turistica, quindi insomma il bilancio continua a rimanere positivo. Certo, il Covid nella Marca ha arrestato un percorso di crescita del turismo lento ma inarrestabile. Anche per questo lo spot shock proveniente dalla Locride, dove si dice che al nord ci si ammala, ha fatto sobbalzare sulla sedia, primo fra tutti, proprio il sindaco Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI regionale. Un pessimo esempio di sciacallaggio turistico da parte di alcuni sindaci della Locride che mal rappresentano in realtà il popolo calabrese, che è un popolo straordinario, che invece io approfitto per invitare qui a Treviso, nel Veneto, in tutte le località turistiche venete che sono straordinarie. Elegantemente dovrei dire no comment. Entrando nello specifico devo dire che il Veneto, anche la provincia di Treviso, ma il Veneto ha dimostrato che proprio dal punto di vista sanitario ci sono state le migliori risposte.